Eccoci insieme, cari telespettatori, a parlare adesso di sanità, una sanità che deve restare pubblica, ma deve restare anche pubblica ed efficiente, quindi deve essere una sanità per tutti, accessibile a tutti, deve garantire anche la possibilità di curare quelle che sono le patologie, diagnosticarle in tempi utili naturalmente e garantire anche ai professionisti che lavorano nella sanità di farlo in modo decoroso e poterlo fare, e quindi anche il numero sufficiente di operatori del settore. Dall'altra parte ci sono tantissime persone che si trovano in difficoltà economica, soprattutto magari chi ha una pensione bassa, chi è anziano, l'abbiamo parlato più e più volte, che si trova ad avere difficoltà per avere una diagnostica in tempi utili, quindi lunghissime liste d'attesa, ad avere un medico che possa fare delle valutazioni cliniche appropriate perché è il medico specialista, e quindi tutti conosciamo insomma queste dinamiche. Eppure partiamo da, fino a poco tempo fa, un'eccellenza a livello nazionale, quella della nostra sanità veneta. Cosa sta succedendo? Cosa non va? Cosa dovrebbe essere fatto? Ne parliamo con i nostri ospiti, quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi Giovanna Gazzetta, Presidente di NPC a Veneto, grazie di essere qui con noi Presidente, e poi abbiamo Carlo Miatello, Presidente NPC a Padova, grazie anche a lei. Grazie a voi. Allora, vorrei partire con lei Presidente, voi siete un'associazione che si occupa soprattutto di persone anziane, di pensionati, nel fattispecie del settore dell'agricoltura. Da moltissimo tempo, quindi vi fate carico degli interessi di persone che comunque hanno pensioni un po' bassucce, giusto? Sì. Versano in situazioni economiche un po' difficili. Sì, ecco, siamo un'associazione che rappresenta a livello nazionale circa 420.000 pensionati di tutte le categorie. Abbiamo ex agricoltori, ma anche ex operai e ex dipendenti pubblici. E a livello veneto siamo 45.820 di pensionati, come dicevo, sia lavoratori, ex lavoratori dipendenti e agricoltori. E questo. E nel 2020, ecco, volevo solo dire questo, nel 2020 abbiamo rinnovato la nostra associazione, abbiamo rafforzato il nostro gruppo dirigente regionale perché vogliamo cercare di essere più a disposizione di tutti i pensionati che hanno bisogno di avere informazioni sulla sanità, sulle pensioni, su tutte quelle cose, e anche superare dei problemi che magari personali della famiglia possono avere. Anche perché tra l'altro ogni ambito ha le proprie peculiarità, il proprio sindacato. Nella fattispecie dell'agricoltura, nella fattispecie poi della CIA, parliamo di non grandi proprietari agricoli, terrieri eccetera, parliamo di piccoli agricoltori che hanno lavorato fino e lavorano oltre la pensione, quindi è una cosa anche importante ricordarla questa, che quindi non hanno accumulato in linea di massima enormi ricchezze, perché hanno sempre con dei margini molto bassi, e che hanno delle peculiarità molto strette, molto particolari, che li contraddistinguono da altre categorie di pensionati, e questa è una cosa che va sottolineata, quindi è diverso da qualsiasi altra categoria, no? Sì. Ecco, i pensionati che noi abbiamo, i soci nostri, ma anche quelli di agricoltura e anche artigianato degli anni passati, hanno una pensione molto bassa perché i contributi erano quelli che erano, e quindi tanti ancora lavorano, sono ancora attivi perché la pensione non basta, quindi chi ha un pezzo di terra lavora ancora nella propria azienda. E questo è anche una cosa molto positiva, che così tiene l'anziano anche attivo. Perché non salga sui trattori vecchi. Faccio qui la battuta, però no, ecco, bisogna dedicare una puntata intera a fare sicurezza sul lavoro per gli anziani. Sicuramente sì. E quindi ecco, abbiamo questa fascia di pensionati che sono anche attivi, quindi ci danno anche un aiuto anche ad aiutare gli altri che hanno di bisogno. Ecco, quindi ecco, noi abbiamo aderito a questa manifestazione del 15 di aprile in difesa della sanità pubblica, perché ci sono molte cose che si dovrebbero valutare, ecco, dal punto di vista che sono quelle delle lunghe liste di attesa, dei medici di famiglia,
E noi riteniamo, ecco, abbiamo aderito perché riteniamo che dobbiamo difendere questa sanità nazionale, ecco, che è un grande patrimonio e che è stato per la società, la democrazia, e in particolare per le persone anziane, più fragili e anche non abbienti. Per quello che dicevo prima, anche perché se la sanità c'è bisogno di, cioè non ci sono le liste di attesa, sono lunghe, non hanno anche la possibilità di accedere al pubblico, nei servizi pubblici, privati. Certo. E quindi ecco, anche questo noi abbiamo aderito perché riteniamo che curarsi è un diritto. Lo prevede la Costituzione, l'articolo 32 della Costituzione, e quindi penso che la difesa della sanità pubblica sia un dovere nostro da sostenere, e quindi su questo noi abbiamo aderito molto volentieri, anzi ringraziamo di aver partecipato. È stata una bella manifestazione, una manifestazione anche molto tranquilla, mi sembra 10-15 mila persone, però ecco, su questo. Qua stiamo vedendo le foto, ecco, e quindi abbiamo cercato, ecco, di essere presenti, siamo stati un centinaio, abbiamo aderito a questa manifestazione un centinaio di persone, perché i temi che erano, che venivano trattati sono temi molto sentiti per la sanità, per avere una sanità che al momento in cui uno ha bisogno deve curarsi, perché infatti curarsi è un diritto. Assolutamente. Presidente, lei rappresenta il territorio di Padova, però sì, a questo punto è intercambiabile con qualsiasi territorio provinciale. Sono tutti uguali, sì. Esatto, sono tutti uguali. Siamo nella stessa barca. Esatto, infatti. La cosa che è emersa molto in modo significativo è in primis il medico di medicina generale, su cui avete puntato l'attenzione, perché ci avete fornito questi dati: tra il 2019 e il 2021 sono stati 1457 i medici di base veneti che hanno rassegnato volontariamente le dimissioni su un totale di 7054, cioè il 20,65% dei professionisti se n'è andato. Questi sono dati che vengono dalla vostra associazione. Questo è il primo punto, intanto. Sì. Il medico che è più vicino al cittadino, appunto, soprattutto quando poi parliamo di persone anziane. Delle reali esigenze, appunto stavo dicendo, delle reali esigenze delle persone anziane, delle persone che spesso sono sole. Il medico di base è sempre stato un punto di riferimento per il territorio, e per questo è importante e è ancora più grave la mancanza di medici di base. Si fa riferimento anche ai dati di questa mattina, che nel 2026 ci saranno il 50% dei padovani sarà senza medico di base, e questo è un momento se non c'è un cambiamento, però ecco, volevo dire che questo qua, il cambiamento, se facciamo riferimento anche al cambiamento, nel DEF, documento di economia e finanza presentato la settimana scorsa, non è previsto, anzi è previsto ancora un calo rispetto ai finanziamenti attuali. Si va dai 7 degli anni scorsi, si va ai 6,7, ai 6,4, ai 6,2 negli anni successivi, quindi sempre meno, pur considerando che c'è sempre una maggior spesa per la sanità. Perché l'aspettativa di vita, per quanto col Covid si sia un po' abbassata, però si è alzata. Ma anche le spese, il gas e Enel, quindi ci vorrebbe sicuramente un qualcosa di diverso, un investimento diverso. Noi siamo convinti che ci deve essere veramente un qualcosa di forte da parte del governo, perché sappiamo che la regione è la responsabile diretta della sanità, però dipende sempre da finanziamenti nazionali, quindi credo che sia... Ma è solo una questione, a parte la questione di stanziamenti, come dice lei, per la sanità, che sono importantissimi, però quando parliamo, primo capitolo, medici di medicina generale, voi vi siete confrontati anche con la NAO, Assomed, per avere delle indicazioni, anche lì appunto anche loro registravano il 23% dei contratti sanitari banditi non sono stati assegnati in Veneto. Quindi non è solo una questione economica, è una questione proprio che non c'è appetibilità di una professione. Era il discorso che si diceva prima, tanti medici
per il discorso che si diceva che i ritmi e anche gli stipendi più bassi si licenziano dal pubblico e vanno nelle strutture private che possono gestirsi l'orario, possono avere varie agevolazioni che sicuramente conviene. Ecco. E questo però lasciamo indietro tutti quanti i territori, tutte quante le necessità veramente delle persone che ne hanno veramente bisogno. Ecco, questo è il concetto. Ci deve avere veramente una spinta forte anche da parte delle strutture nazionali per finanziare, per riuscire anche, forse anche, adesso dico una cosa, che anche finanziare maggiormente, anche dare dei benefit o qualcosa perché sia appetibile la sanità pubblica in modo da riuscire a trattenere almeno i medici che abbiamo, anche perché con l'imbuto formativo che c'è appunto anche qua adesso, anche cambiando strategia ci vorranno 4-5 anni perché ci siano i medici, di più 7-8 anni, perché ci siano i medici specializzati, specialistici che possono darci una mano durante i momenti di esigenza. Questo è una cosa che bisognava pensarci anche prima, perché ci sono dati, sono specchietti talmente chiari e limpidi di quanto sarà, in base all'età dei medici, tra quanto andranno in pensione, tra quanto riusciranno a avere appunto l'esigenza pubblica, e purtroppo però non si è guardato in maniera attenta questi dati. Presidente, a livello però nazionale le cose vanno anche peggio, sì. E quindi tutto è vero. Tra l'altro lei appunto come ruolo istituzionale, sì, di rappresentanza, sì, regionale ha avuto modo anche di confrontarsi con, certo, i rappresentanti di altre regioni, e ci sono tempistiche tutte molto più lunghe, ma al di là di tutto, se parliamo medici di medicina generale, non c'è di che sorridere, vero? Sì. Sicuramente la sanità pubblica nel Meridione è una sanità che cioè invidiano il Veneto, perché è sempre stato all'avanguardia, e quindi loro hanno veramente, delle volte quando parliamo facciamo fatica a capire a che livelli sono dal punto di vista medici, però alla fine sono arrivati ad avere una assistenza molto inferiore alla nostra, però cercano sempre di arrampicarsi a fare in modo che tutto possa essere al meglio. Ecco, so che anche loro cercano di avere un appoggio, ecco, anche nostro a livello regionale veneto, perché è importante che tutti si possano curare ed essere in grado anche perché la vita deve essere vissuta bene, e quindi dobbiamo dare anche un sostegno a queste persone che ne hanno di bisogno. Ecco. I vostri iscritti che cosa lamentano principalmente? Allora, i nostri iscritti principalmente è quello delle lunghe liste di attesa, che secondo loro ci sono tempi molto lunghi, e quindi dicono che sì, alcune posso accedere, mi danno l'accesso a qualche visita, però spesso è molto lontana anche da casa, ci sono chilometri da fare, sono persone tra l'altro che vivono anche sole e hanno bisogno di essere accompagnati. Ecco, questo è un aspetto un po' particolare, perché appunto chi vive nel settore dell'agricoltura, le campagne eccetera, non è che vivono in appartamenti in città, magari può darsi che si sia anche trasferito, sì, a vivere con i genitori, con i parenti eccetera, però per lo più sono case abbastanza isolate, sono in campagna. E sono persone che magari non sono autosufficienti con i mezzi di trasporto, non sempre, certo, può darsi di sì, però certo, non è detto. Quindi la logistica è un aspetto determinante. Voi l'avevate sottolineato, forse l'aveva sottolineato anche lei, Presidente, ancora tempi addietro, mi ricordo sì, quando sì, il periodo Covid, se non erro, ed anche il discorso relativamente alla, diciamo, alla vicinanza, certo, di certe strutture. Quindi questo degli ambulatori, dell'ospedale di prossimità l'avete sempre sentito e lo rimarcate? Sì, allora nel merito delle case di comunità e gli ospedali di comunità noi ci siamo subito attivati, abbiamo cercato di capire dove nascono, perché sono 99 le case di comunità e 30 ospedali di comunità, e proprio su questo ci stiamo proprio organizzando, perché vogliamo capire, vogliamo incontrare anche i sindaci per capire come, la scadenza è il 2026, però
speriamo che non rimangano cattedrali nel deserto, e quindi ci stiamo attivando per capire cosa dentro poi ci sarà. Quindi per noi è una cosa, ci siamo sempre su questo, ora sono case di comunità, però una volta erano le UTAP, no? Che comunque ecco, e noi su questo abbiamo apprezzato dove sono nate, le hanno costituite. Ecco, in particolare mi sembra il Vicentino, quindi su questo noi stiamo facendo veramente una pressione per capire cosa succederà, perché se il PNRR dà dei fondi per costruirle, e poi non dovrebbero rimanere vuote, quindi la Regione e le istituzioni dovrebbero già, secondo noi, muoversi per sapere cosa succederà domani, perché è un servizio che, essendo 99, anche se magari si pensava di vederne anche qualcuna in più rispetto alla montagna, le aree interne, ecco, però penso che possa essere un aiuto per chi vive, per essere più vicino a dove uno ha l'abitazione, ecco, più vicini, ecco, alle abitazioni, insomma, di prossimità. Quindi su questo sarà anche un lavoro che, come gruppo dirigente nuovo che abbiamo, che siamo, saremo anche molto attivi, insomma, ecco, perché riteniamo una cosa molto importante, con la speranza che queste case di comunità possano essere costituite e costruite. Voi avete analizzato il PNRR, che è importante, ha detto anche dei sindacati in genere, una positiva riforma, soltanto che si occupa di tutta una parte infrastrutturale e manca tutta la componente, anche dal punto di vista economico, del personale, e personale che fisicamente allo stato attuale proprio non c'è. Non è che non sia in lista d'attesa per essere assunto, non c'è proprio fisicamente, quindi miracoli, perché credo che se ci fosse molti verrebbero già assunti anche nell'ambito del pubblico, oppure andrebbero a sostituire magari i medici di medicina generale che vanno in pensione, che magari devono prolungare il periodo di lavoro per non lasciare dei buchi, no? Quindi sono convinto che ci vuole un cambio di rotta completamente, perché se no veramente facciamo le cattedrali nel deserto, come diceva la Giovanna, perché noi abbiamo parlato con qualche anche sindaco, le strutture verranno fatte, però poi manca, come diceva lei, i medici, mancano le attrezzature, mancano tutte anche le attrezzature, quindi col PNRR in parte sono in parte, ecco, quindi bisogna sicuramente avere un cambio di rotta, anche perché c'è bisogno anche del sempre più vicino all'assistenza sociosanitaria ai cittadini, agli anziani, che sono spesso soli, come diceva anche lei, e quindi hanno bisogno veramente di strutture di servizi vicini alle loro abitazioni, in modo da poter anche andarci con le proprie gambe, se no dovrei sempre andare in cerca. Non può essere come adesso, che ti mandano a fare una visita da Cittadella a Schiavonia o viceversa, cioè sono cose che non possono esistere, perché mettiamo in difficoltà ancora di più, anche di più i cittadini. Oltre, non so se dopo lo affrontiamo dopo, ma il problema dei costi anche per fare le visite private. Dopo parliamo anche appunto dei costi, entriamo è una cosa veramente quella che bisogna veramente trovare un sistema per riuscire a porre un problema, perché sennò andiamo a diminuire sempre di più il potere di acquisto e i soldi che restano alle famiglie. Qua rischiamo che si può curare solo chi può. Non può esistere, ci deve essere veramente una mutualità, un qualcosa che riesce a dare un servizio migliore anche nei territori. Certo. Presidente, chiedo anche a lei, si è parlato di appropriatezza delle prescrizioni, questo è venuto fuori più volte perché è emerso da una ricerca che è stata fatta che tante prescrizioni specialistiche erano tante e non erano proprio tutte necessarie, così a detta almeno di questa indagine che è stata fatta, però poi chi è coinvolto in quest'ambito dice no, io avevo bisogno di fare questa prescrizione, si parla anche di prevenzione, questa diagnostica poteva darmi una maggiore tranquillità, e qui ci rivolgiamo soprattutto a un target sempre di persone anziane, perché poi sono le persone anziane che accusano maggiormente certi problemi e vorrebbero prendersi per tempo più che non dopo arrivare troppo tardi.
Appropriatezza, se si andasse a sfalciare brutalmente, cosa succederebbe? Questo è difficile capirlo, però quello che io penso è che curarsi è un diritto, perché in particolare io faccio un po' anche il pensiero di chi vive solo, no? Le persone che vivono sole magari vivono anche in aree montane o aree dove oltre ad avere qualche disturbo può anche avere questa ansia di... Io dico che è giusto che uno si possa curare, e io dico, non lo so, tante visite possono essere, sì, come diceva lei, però alla fine qualcuno, se per caso, io almeno penso che uno che vuole sentirsi sicuro possa anche accedere magari al privato, però per noi ci domandiamo delle persone che noi abbiamo, la gran parte che sono associati, che vivono con una pensione di 500 euro, cosa potrebbe fare, quindi rimane questo punto che noi stiamo lottando per questo, perché vogliamo che la sanità sia una sanità pubblica e quindi che tutti possano accedere. Ecco. Certo. La interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi. A tra poco. Grazie.